picco che mi consti ancora non l'abbiamo raggiunto. La curva sta crescendo in maniera esponenziale con un valore R dell'esponente che è di 0,22 circa, ma questo quindi è difficile calcolare in una curva in continua crescita con lo stesso modo di crescita tracciare dei punti che ci permettono di calcolare delle equazioni probabilistiche che ci dicono quando raggiungeremo il picco o quando finirà l'epidemia. Bisogna che la curva fletta un attimo in modo che si possano fare delle proiezioni. Questo non lo dico io che non sono un matematico, ma lo dicono fior di statistici matematici. Sto citando Mark Lipsitch, che è stato consulente di Obama, Barry Bloom a Londra, Ray Anderson, quindi oggi non è possibile fare delle previsioni accurate, questo per quanto riguarda. Auspichiamo tutti che la curva cominci a deflettere, cioè che diventi una specie di campana e che su questa gaussiana si possano tracciare delle linee che indicano come evolverà l'epidemia. Lei è spessissimo in diretta a cercare appunto di dare informazioni continue e tutto. Secondo lei cosa non è stato detto a sufficienza in questi giorni? Io credo che a sufficienza si è fatta una spettacolarizzazione unica al mondo della notizia, con talk show, facendo parlare tutti. Ecco, io vorrei suggerire a chi è responsabile di media, dell'informazione, che l'informazione non è tanto più corretta quanto più si fanno parlare più persone. Non si tratta di democrazia, ma di un principio di serietà e di responsabilità, cioè si chiamano gli esperti del settore. Quindi qua hanno parlato tutti di tutto, quindi non direi altro che questo. A proposito però di affermazioni pesanti e importanti, è di queste ore quella di Boris Johnson, che ha annunciato appunto al popolo inglese di aspettarsi lutti. Anche questo punto di vista, come la vede una affermazione così pesante? Prima di entrare nel dettaglio tecnico penso dal punto di vista dell'evoluzione, vorrei senz'altro dire con chi abbiamo a che fare. Allora, è una premessa necessaria. Allora, Boris Johnson intanto è un primo ministro di elevatissimo grado culturale, si è laureato nella più antica e una delle più prestigiose università del mondo, che è Oxford, in lettere antiche. Ha fatto il sindaco di Londra, ha reintrodotto il latino nelle scuole inglesi, ha pubblicato un lavoro su Roma e l'Europa, quindi è una persona che non credo sia sprovveduto. E poi guardi che nel Regno Unito, lo conosco perché ci ho lavorato per quasi 5 anni e anche a me è sfiorato più volte l'anatema Dio stramaledica gli inglesi per il fatto che si sentono superiori, hanno comandato il mondo per tantissimi secoli e si sentono superiori soprattutto nelle classi elevate, ma anche a livello culturale e scientifico, e quindi si permettono di andare controcorrente. Allora, Boris Johnson ha avuto il consiglio di 2 eminenti persone, perché lì la gerarchia è molto verticistica, decidono in pochi, e chi ha come consulente? Ha il professor Patrick Vallance, che è capo scientifico, consulente scientifico del governo, fellow of the Royal Society, che è la più prestigiosa accademia del mondo. Questa è una persona che, oltre a essere professore di medicina a University College, è stato anche direttore per una decina d'anni della ricerca e sviluppo della GlaxoSmithKline. Sviluppavano i farmaci più efficaci contro il cancro e contro l'AIDS, e si è occupato di antibiotici e di malattie tropicali. Poi hanno un Chief Medical Officer, cioè il capo della medicina, che è il professor Christopher Whitty, che è professore di Public and International Health alla London School of Hygiene and Tropical Diseases, una delle più famose scuole, è un epidemiologo. Quindi queste persone evidentemente non sono delle sprovvedute, hanno preso una direzione gerarchica che è antitetica, ma devo dire, delle soluzioni possibili per affrontare una pandemia da un virus che è nuovo per la specie umana sono 2: o si fa come i cinesi o si fa come i britannici, nel senso che si spera che questo virus si diffonda. Hanno sicuramente valutato anche l'esperienza italiana e sicuramente hanno preso in considerazione alcuni dati, non certo quello della letalità nostra,
che guarda caso è tra l'8 e il 10%, è paradossale. Non certo il tasso di ricoveri che oscilla tra il 50 e il 60%, col 10% in rianimazioni, che contrasta nettamente con tutta la casistica internazionale, ma hanno considerato una mortalità sull'1%. Sicuramente, ecco, quello di sperare nell'immunità di gregge, devo dire che è un po' un azzardo. Qua entro nel mio commento, perché ancora non abbiamo né un modello sperimentale animale che ci permetta di valutare quando si producono gli anticorpi in un topo, per esempio in un macaco, quanto proteggono dall'infezione. Non abbiamo ancora dati che ci certificano che questo virus dà un'immunità assoluta, perché in Cina sappiamo che c'è stata qualche, o ci viene detta, reinfezione. Quindi questo è un po' un azzardo. Professore, quindi si trova d'accordo con la posizione britannica? No, non sto dicendo che sono d'accordo, sto dicendo che è una delle due soluzioni possibili, come ho già anticipato se è stato registrato quello che ho detto. Quindi o ci si comporta come i cinesi, che probabilmente hanno visto e erano molto preoccupati e hanno usato quarantena, isolamento, protezione, hanno messo in quarantena quasi 60 milioni di persone, quindi tutta la provincia dell'Hubei, in maniere molto drastiche, coercitive, con approccio di tipo sanzionatorio, anche una cosa che noi non potremmo permetterci di fare, oppure diciamo, come hanno fatto gli inglesi, questo è un virus nuovo, ma però fortunatamente nell'80% dei casi non dà infezioni gravi, quindi infezioni polmonari lievi, quindi lasciamo che faccia il suo corso. Allora, ho spiegato quando ero intervenuto in precedenza chi sono i personaggi che consigliano il governo inglese, quindi persone di assoluto prestigio a livello internazionale, sia in ambito della ricerca che in ambito medico epidemiologico, quindi non degli sprovveduti, che sicuramente hanno valutato quello che è il tasso reale di letalità e l'hanno valutato intorno all'1%, questo lo possono dire i coreani perché l'hanno seguito una popolazione molto concentrata e ben monitorata, e quindi hanno potuto avere un denominatore preciso di quante erano le persone che erano venute in contatto con il virus, e quindi si sono basati su un tasso di letalità che non è quello italiano, che si avvicina al 10%, su un tasso di ricovero che è tra il 50 e il 60%, e probabilmente ha anche preso a modello noi, nel senso non positivo ma negativo, perché abbiamo affollato gli ospedali, e ricordo che questo è un virus che si trasmette in via nosocomiale, e quindi però ecco, hanno scelto questo. L'unico rischio che io vedo è che non abbiamo dati su quella che può essere l'immunità, e quindi parlare di immunità di gregge per un virus per cui non abbiamo ancora un modello sperimentale. Cioè, cosa vuol dire un modello sperimentale? Un topino, un macaco dove inoculiamo il virus, vediamo se sviluppa sintomi di patologia e vediamo soprattutto se produce anticorpi che sono in grado di neutralizzare questo virus quando viene reintrodotto, no? Sì. Allora, questo nell'uomo ancora non lo sappiamo, perché non abbiamo ancora studi clinici a sufficienza, abbiamo qualche dato che ci dice che qualcuno si può reinfettare, e questo potrebbe dire che forse l'immunità non è persistente, e quindi però sono pochi casi che non fanno certo una casistica. Ecco, questo è l'unico rischio, perché se le persone che sono infettate in maniera asintomatica non vengono immunizzate in forma importante e significativa, è un rischio quello che stanno prendendo gli inglesi. Ecco, io mi permetto di dire questo. Grazie per questa precisazione importantissima. Professore, l'ultima cosa che le chiedo è come vede utilizzare le mascherine in giro per le strade in questi giorni, in modo proprio, improprio, eccessivo o minimo rispetto a quello che si dovrebbe? Ma in Corea le hanno usate, anche in Cina in maniera proprio estensiva. Ricordo che la mascherina, siccome questo è un virus che meglio di SARS e di MERS replica nelle cellule epiteliali della faringe, e anche per questo che ha un R con 0, cioè un indice di contagiosità di 2,5 vicino a 3, quindi infetta, è molto più contagioso. Quindi le mascherine servono sicuramente perché noi contaminiamo emettendo delle particelle di aerosol, si chiamano droplet di alcuni micron, che il virus si ferma nella mascherina. Ecco, protegge più
diciamo l'infetto che il non infetto. È vero che il virus non vola, non vola nell'aria, è sempre ancorato o a delle cellule o a una matrice, in questo caso diciamo no, a goccioline di starnuto, a fluido mucoso, e quindi è bene proteggersi anche da chi si ha di fronte e che è diciamo infettato. Quindi l'uso delle mascherine andrebbe utilizzato soprattutto negli ambienti affollati. L'altro provvedimento ovviamente è la distanza di sicurezza, perché sappiamo che il contagio, avvenendo per goccioline di aerosol, nell'aria non traffica più di 1 metro, perché poi queste goccioline cadono e con esse il virus e si depositano per terra o su qualche oggetto che può a sua volta essere fonte di contagio. Giornata importante sul fronte dell'economia e delle decisioni per quanto riguarda il futuro delle industrie del Veneto. C'è stato un incontro in regione con i sindacati di categoria e le associazioni dei datori di lavoro. Abbiamo in collegamento Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto. Buongiorno. Buongiorno a voi. Il grande tema è fermare o meno le industrie. Che cosa avete deciso? Ma abbiamo deciso che il tema più importante è la sicurezza dei lavoratori, la sicurezza delle famiglie dei nostri lavoratori, e evitare al minimo la propagazione del virus. Alcuni imprenditori, per loro decisione, hanno necessità di spegnere le aziende, anche perché alcuni mercati, soprattutto il mercato domestico, è fermo e quindi è giusto che prendano queste decisioni. Altre imprese che sono sui mercati internazionali, che hanno commesse importanti, che lavorano in filiere interconnesse con altre aziende, hanno la necessità. E c'è la necessità, prima che per le imprese, per il paese, che rimangono attive. Certo che bisogna lavorare, e lavoreranno quelle imprese che sapranno garantire un livello adeguato di sicurezza per i propri collaboratori. Ecco, si registrano una serie di scioperi di lavoratori, soprattutto nelle imprese di dimensioni medio-grandi. Questo diciamo, si crea un contrasto difficile da sanare. Come si agisce? È normale, è abbastanza normale. Tutti ieri e l'altro ieri eravamo molto emozionati. È una decisione alla quale nessuno era preparato, e ci sta che ci sia da parte dei lavoratori, ma l'abbiamo avuto anche noi imprenditori. Stiamo affrontando questi momenti con grandissima tensione. Dobbiamo far capire che se noi vogliamo continuare a lavorare, dobbiamo lavorare in fabbriche che abbiano degli adeguati contesti, che siano rispettate le misure, che siano usate le mascherine, che siano usati i guanti, che siano usati tutti quei presidi che questa sera in un tavolo Confindustria, sindacati, governo a Roma dovrebbero essere decisi. Una decisione da parte del governo aiuterebbe. Circola questa bozza di un decreto, però non si sa ancora, appunto non c'è una decisione del governo per quanto riguarda l'industria e eventuali ristori anche a quello che sta accadendo. Sì, allora sui ristori è un'altra parte molto importante. Ci sono dei ristori da subito, e io penso prima alle più piccole aziende, che sono quelle che magari più soffrono di liquidità. Spero che sia un decreto fatto bene. È molto difficile fare decreti di periodo, perché scontentano sempre un po' tutti quanti. Ad oggi il governo comunque non ha impedito e non ha vietato il lavoro all'interno delle nostre aziende, e quindi speriamo di trovare non un giusto compromesso tra salute e lavoro. Non stiamo parlando di compromessi, stiamo parlando che dobbiamo trovare soluzioni adeguate per i nostri lavoratori. Quanto resistiamo in queste condizioni? Anche perché le merci ai valichi si sono ferme praticamente.
Sì, è tutto un po' bloccato, poi dipende da impresa a impresa, ci sono anche imprese che spediscono via nave, le merci via nave si possono spedire, le merci via aereo si possono... è difficile fermare tutto quanto o andare avanti tutti quanti insieme, bisogna vedere casi per casi, alcuni imprenditori sono più in difficoltà e giusto che si fermino, altri invece devono e possono mantenere la produzione. Ripeto, lei ha fatto la giusta domanda: quanto possiamo andare avanti? Non so quando andremo avanti, probabilmente potranno anche essere più di 2 settimane quelle che ci saranno richieste e quindi non possiamo fermare tutto oggi. Siamo in guerra. Anche nelle guerre le fabbriche continuavano a lavorare, dobbiamo continuare a lavorare e guardo soprattutto le aziende che esportano e quindi che importano soldi, che noi avremo sempre comunque bisogno di una bilancia di pagamenti attiva, perché dobbiamo comprare il petrolio, dobbiamo comprare le medicine, dobbiamo comprare il cibo, quindi non possiamo pensare di chiuderci a riccio tra di noi. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. Ecco Cristian Ferrari, c'è da vedere un attimino la situazione nelle fabbriche e quindi abbiamo sentito la Fincantieri che è un po' la punta, se vogliamo, nel veneziano, ma come caso anche limite di situazioni che sono difficili da controllare da questo punto di vista. Quante situazioni di questo tipo, di questo ampio livello si registrano in Veneto? Praticamente tutte le realtà produttive industriali di dimensione medio-grande sono oggettivamente un ambito che preoccupa molto. Per una questione proprio di logistica e di organizzazione del lavoro, se si lancia giustamente l'allarme che bisogna stare a casa e uscire soltanto per andare a fare la spesa, è chiaro che un lavoratore che la mattina parte per andare in uno stabilimento con magari centinaia, se non migliaia, di colleghi che vivono e che lavorano in spazi ristretti che non garantiscono le misure note, che a cominciare dal metro di distanza, è evidente che l'allarme, la preoccupazione è molto forte e non è ingiustificata. Qui c'è bisogno, come abbiamo iniziato a fare, anche attraverso degli atti che, ripeto, sono degli atti di autotutela sacrosanti, come la sospensione degli scioperi che in queste ore sono stati dichiarati, la richiesta, la domanda assolutamente inderogabile è quella di riorganizzare le linee produttive, gli ambienti di lavoro in maniera tale da garantire tutto quello che deve essere garantito, e cioè la distanza almeno di 1 metro, non solo nelle linee produttive ma anche negli spazi comuni. Pensiamo ad esempio alle mense, pensiamo ad esempio agli spogliatoi. La gente non può andare così in ordine sparso. Pensiamo anche a tutti i dispositivi personali, dalle mascherine ai gel igienizzanti, tutto questo deve essere garantito. Se necessario ci si ferma un attimo, si utilizzano gli strumenti, li abbiamo indicati, da quelli contrattuali a quelli ad esempio come gli ammortizzatori sociali, la cassa integrazione, per avere il tempo, i giorni necessari, come hanno fatto altre realtà industriali. Penso a FCA, l'ex Fiat, che ha bloccato per alcuni giorni la produzione nei siti italiani proprio per riorganizzarsi, e se è necessario si abbassa anche il ritmo produttivo, si fa andare meno gente, si riduce il regime della produzione. Se tutto questo non è possibile, allora non c'è alternativa a fermare la produzione. Facciamo come in agosto, scusate lo slogan che può apparire magari non proprio adatto al contesto, ma che rende l'idea. Non possiamo andare a sbattere e mettere a rischio le persone, perché, ripeto,
non sarà un provvedimento pubblico, non sarà uno sciopero dei lavoratori, ma sarà lo stesso contagio e lo stesso virus che non si ferma nei cancelli delle fabbriche a bloccare poi l'attività produttiva. Quindi questo è un interesse e una responsabilità davvero di tutti, non solo dei lavoratori che noi rappresentiamo, ma anche degli imprenditori. Serve la sicurezza al 100%. Noi stiamo mappando tutte le fabbriche del territorio, i nostri delegati sono ovviamente attivi e stiamo chiedendo con forza esattamente queste cose qui, eventualmente anche segnalando alle pubbliche autorità, perché ripeto, le fabbriche, i posti di lavoro non sono un territorio, una zona franca per il virus e non sono nemmeno una zona extraterritoriale per applicare disposizioni che sono disposizioni cogenti che vanno rispettate anche lì. Il sindacato come istituzione tutela i lavoratori. Ci sono tuttavia fasce di lavoro, penso per esempio ai rider, un fenomeno recentemente emerso soprattutto nelle grandi città, ma anche tanti lavoratori legati alle consegne che sono padroncini, forse non legati dunque al sindacato. Ecco, da questo punto di vista è anche quella una fascia che in questo momento è di interesse del mondo del lavoro, ma in qualche modo non ha le tutele che giustamente chiedeva prima per tutti i dipendenti delle fabbriche. Sì, chiaramente nel mondo del lavoro i più fragili, i più esposti sono i lavoratori precari, i lavoratori che si trovano in condizioni come ad esempio quelle che ricordava lei prima. Sui riders noi non solo li rappresentiamo, ma abbiamo portato avanti nei mesi scorsi di normalità una battaglia per far riconoscere innanzitutto la natura di lavoro subordinato e per allargare delle tutele. Oggi ancor di più quegli standard di sicurezza, quei dispositivi personali, dalle mascherine ai guanti, devono essere garantiti anche a questi lavoratori. Oltre alla salute, perché è evidente che, vista la situazione di blocco generalizzato, anche le consegne a domicilio aumenteranno di frequenza, quindi ancora di più va garantito loro la salute attraverso questi dispositivi, ma poi vanno garantiti anche da un punto di vista economico. Pensiamo al blocco produttivo più o meno generalizzato che si sta di fatto determinando con le sue ricadute economiche. Quando discutiamo con il governo, e oggi dovrebbe esserci un decreto legge che affronta e dà strumenti per questa prima emergenza economica, non ci si può dimenticare di chi è ancora più esposto degli altri perché non dispone delle tutele, della cassa integrazione, degli ammortizzatori sociali che invece caratterizzano le fasce di lavoro più standard. Quindi la richiesta che abbiamo fatto da questo punto di vista è riconoscere e allargare in maniera universale la copertura del reddito, anche per i lavoratori precari, per i lavoratori autonomi, per le partite IVA, perché abbiamo bisogno di non lasciare nessuno scoperto, nessuno solo, di stringere i denti, di dare un reddito per tutto il tempo che sarà necessario per superare, noi speriamo evidentemente quanto prima, questa emergenza sanitaria. Mensa e dormitorio, questi giorni, queste 2 settimane, diciamo, che cambio ha visto praticamente rispetto alla vostra attività consueta quotidiana? Diciamo che c'è stato un incremento di circa il 20%, siamo sulla cinquantina abbondante di pasti al giorno, sulla cinquantina diciamo, ecco. Diamo il pasto caldo che viene portato da un catering a cui si ordina giornalmente il numero dei pasti necessari. Abbiamo messo una barriera di sedie davanti al tavolo di distribuzione per favorire la distanza di 1 metro tra gli operatori muniti di guanti e mascherina e quindi operatori volontari. Quanti operatori mettete in campo in questi giorni? Diciamo 6 al giorno. E ci sono problemi nel reperirli o appunto avete continuato ad avere appunto una buona, sufficiente, diciamo, risposta a questo punto di vista? Grazie a Dio fino ad oggi ci siamo riusciti. Ovviamente c'è la disponibilità maggiore da parte di alcuni
che hanno fatto più turni e c'è la difficoltà da parte di altri che non ce l'hanno fatta. Un problema a mantenere l'ordine? Riusciamo, nel senso che abbiamo differenziato l'ingresso e l'uscita dalla mensa e abbiamo diminuito il numero dei posti a tavola, siamo passati da 30 circa a 10, mantenendo le distanze previste dalla normativa, e abbiamo fatto un percorso a freccette, distanziando 1 metro dall'altro per costruire la fila esterna alla mensa stessa, in maniera che l'attesa sia senza contatto diretto tra le persone, tra gli ospiti, i quali prima vanno al bagno, si lavano le mani e poi accedono al servizio di ristoro. Voi avete anche un dormitorio, numericamente diciamo, qual è l'apporto delle persone che vengono, che afferiscono al dormitorio rispetto alla mensa? Ce ne sono in più, in meno? Sono in meno, il numero posti è di 25 posti letto normali. Sì. Stiamo progressivamente arrivando ai 13 posti letto, cioè 1 per camera, per garantire la situazione. Non è così facile arrivarci, perché vuol dire che si invitano le persone ad uscire e non è così immediato, diciamo. Ecco. Però ci stiamo riuscendo. Ed è una cosa molto molto importante. Volevo chiederle, il fatto che in questi giorni ci sia appunto anche dei controlli molto, che stringono molto la possibilità di uscita, come si concilia col fatto di queste persone che devono appunto venire alla mensa stessa, uscire dal dormitorio? Sono in giro, avete avuto notizie anche di controlli che abbiano sostanzialmente segnalato, penalizzato qualcuno di queste persone? No. Sappiamo che ci sono i controlli vengono fatti, li abbiamo visti dappertutto, è passata anche la pattuglia della Polizia di Stato l'altro giorno in mensa, basta, non abbiamo avuto nessuna segnalazione particolare perché riscontrate l'osservanza della normativa. Se mi dovesse segnalare il problema maggiore, il timore maggiore che avete in questo istante, quale può essere? Il timore maggiore è da un lato l'aggregazione prima della fila, e cioè che sia difficile rispettare la distanza di 1 metro da uno all'altro da parte degli ospiti. Dall'altro lato che qualche situazione di difficoltà ci sia nei volontari, per cui potrebbe venir meno. In previsione di questo, abbiamo acquistato piatti di cellulosa da usa e getta, in maniera che se ci fosse un minor afflusso di volontari eliminiamo la situazione del lavaggio delle stoviglie. Ecco, come avviene il reclutamento dei volontari stessi? In questo senso, visto il momento anche dell'intervista, potrebbe esserci anche un appello da parte vostra all'apporto di nuovi volontari, o c'è un periodo di formazione o altro che va fatto comunque? Allora, c'è un momento di formazione sempre per iniziare il servizio, perché uno non si improvvisa mai, viene affiancato e poi inizia il servizio in autonomia. E quindi il vedere e l'accompagnamento nel servizio sono fondamentali. Diciamo che Caritas a Marghera può usufruire di un centinaio circa di volontari, quindi per tutte le iniziative. Quindi in questi giorni all'interno di questo abbiamo trovato le disponibilità.
Ecco, ultima cosa, avete detto che c'è un servizio di catering, l'approvvigionamento è sufficiente e nel caso, anche come dicevamo appunto per nuovi volontari, dal punto di vista invece di offerte, da questo punto di vista anche alimentari e così via, cosa è più utile per la vostra mensa e per la vostra attività complessiva di Caritas? Noi abbiamo sempre, oltre al servizio di catering, anche dei cibi di emergenza, diciamo delle scatolette sia di tonno che di carne, abbiamo fagioli, piselli e legumi vari, sempre pronti per poter far fronte a delle domande non previste. Bene. E lo stesso abbiamo pane, biscotti o cose del pane secco, biscotti, fette, tutto il materiale che non deperibile, diciamo, o a lunga durata. Molto bene, e quindi chi potesse in qualche modo vi può anche aiutare in questo? C'è un appello che da questo punto di vista o siete tranquilli su questo fronte? Al momento sì, diciamo che abbiamo una previsione di una ventina di giorni, un mese, riusciamo a sostenerla in questo momento. Più avanti non so dire che cosa succederà, credo che sia difficile un po' per tutti certo. Pensare a oltre un mese. Finora ce l'abbiamo fatta, non pensavamo certo di trovarci in questa situazione, ma penso che questo sia un dato comune a tutti.